Via Cola Montano. Siamo al di là della stazione Garibaldi, non lontani dal Teatro Fontana e a 2 passi dallo Scalo Farini. La targa riporta sotto il nome filosofo ed umanista, ma mai, come in questo caso, 2 parole non rendono l'idea sul chi era. Partiamo dal nome. Cola Montano è un soprannome. Il suo vero nome era in realtà Nicola Capponi. A quei tempi si usava così, soprattutto nei piccoli paesi, era raro utilizzare i veri cognomi, che spesso non si conoscevano. Era più comune e anche più facile distinguere le persone in base al luogo di provenienza, ed il buon Nicola era nato a Gaggio Montano. Non si hanno molte informazioni su di lui, soprattutto della prima fase, diciamo così. La data esatta della sua nascita è infatti incerta, ma si pensa che sia avvenuta tra il 1430 ed il 1440. Conosciamo solo il nome del padre, Morello Capponi ovviamente, mentre il nome della madre vai a saperlo. Anche la sua infanzia e i suoi primi anni di studio a Bologna sono avvolti un po' nel mistero. Inizialmente sembra che abbia studiato per diventare chierico, ma alla fine non divenne mai sacerdote e si dedicò principalmente all'insegnamento. Le prime notizie certe su di lui lo vedono trasferirsi a Milano nel 1462, quando entrò in contatto con importanti figure letterarie dell'epoca come Francesco Filelfo, Bonino Mombrizio e Gabriele Pavari Fontana. Fu chiamato alla corte del duca Galeazzo Maria Sforza come precettore di suo figlio. Ciò nonostante, Cola Montano non riuscì a mantenere un buon rapporto con il duca e alla fine fu allontanato dalla corte. Questo conflitto potrebbe essere stato causato dalle sue interperanze personali e anche dall'invidia nei confronti di Pavari Fontana. Con il tempo, Cola Montano divenne un sostenitore del malcontento generale contro il governo autoritario di Galeazzo Maria e promosse ideali repubblicani e di libertà. Dopo una serie di eventi sfortunati, tra cui un processo per diffamazione intentato proprio da Pavari Fontana e da un'accusa di stupro, Cola Montano fu esiliato da Milano. Durante il suo esilio meditò vendetta contro il duca. Già durante gli ultimi tempi di insegnamento, Cola Montano cercò di influenzare i suoi allievi durante le lezioni di latino, trasmettendo loro il suo odio verso il potere e l'incitamento al tirannicidio, prendendo, guarda un po', Giulio Cesare come esempio. Alcuni dei suoi allievi, tra cui Girolamo Olgiati, Giovanni Andrea Lampugnani e Carlo Visconti, erano particolarmente attenti a questi temi e presero in parola il loro maestro che, anche se in esilio, guidò il loro piano di assassinare il duca. Ed infatti i suoi allievi, anche con l'aiuto di alcuni complici, attuarono l'assassinio nella speranza di scatenare una rivolta popolare e instaurare una repubblica. Non fu un esilio dorato, tutt'altro. Si rifugiò a Firenze, ma le cose non andarono per il verso giusto. Lorenzo de' Medici, per la parte che egli avrebbe avuto nell'uccisione del duca e anche per un'invettiva che avrebbe pronunciato contro di lui, lo fece catturare ed impiccare. Che dire, una via tranquilla potrebbe essere, ma con uno spirito davvero irrequieto.